Avevamo già detto che Marghera è nata per fare un bel paese chiamato Città Giardino e per fare delle belle zone industriali. Purtroppo il bel paese è stato in parte tenuto, le zone industriali sono diventate un disastro perché dal lavoro di fabbriche inizialmente molto funzionali, mettiamola così, siamo arrivati in tutta la fase successiva a fare dei terribili mostri chimici che hanno inquinato tutto il territorio locale e dintorni. Per fortuna la evoluzione della città industriale iniziale si è, come al solito, distrutta da sola. Tutte le teorie che bisognava togliere la chimica di base e mettere invece un altro tipo di chimica di qualità come quella farmaceutica e altre cose, nessuna di queste cose ha avuto mai l'inizio minimo di decisione. Per cui a Marghera ci sono moltissime aree abbandonate in disuso. L'unico vantaggio che c'è che in questa situazione c'è meno inquinamento sull'aria di quello che c'era, meno rischio tipo fosgene o altre cose del genere, meno percolamento in laguna. Non è che non ci sono molto meno di prima. Avevamo progettato per il domani di Marghera la evoluzione con produzioni di alta qualità scientifica e tecnologica, in cui man mano che andavano via le vecchie fabbriche, il vecchio tipo di produzione, venissero sostituite da un tipo di fabbriche non inquinanti, molto meno invasive, di grande qualità scientifica, che chiedono anche meno personale, perché il personale di prima era fatto di migliaia di persone a livello di, mi viene da pensare ai film di Charlot, a livello di nulla, perché non c'era nessuna capacità vera scientifica. E abbiamo previsto la evoluzione che c'è stata invece a Trieste, per chi vuole andare a Trieste a vedere, il parco scientifico-tecnologico di Trieste c'è ed è tra le zone di industria moderna di grandissima qualità, di pochissimo impatto, di pochissimo inquinamento che c'è in Europa. Allora noi l'abbiamo pensato man mano che si cominciavano a liberare le aree vecchie, le prime vecchie. In prima zona abbiamo l'ho messo io, la fascia che abbiamo di fianco alla strada quando vai da Mestre a Venezia. C'è un enorme edificio, lo vedete, c'è un enorme edificio che nel piano vigente c'era scritto Parco Scientifico Tecnologico, ma fatto nel 90, stiamo parlando ancora 30 anni fa. Allora, quel Parco Scientifico Tecnologico è diventato un insieme di cellule micro invivibili pazzesca e sono speculazione per gli affitti a chi vuole affittarsi una cellula alle porte di Venezia, tra Mestre e Venezia. Questo è per dire che il problema dell'evolvere delle vecchie fabbriche di Marghera l'avevamo ben immaginato ancora 30 anni fa, ma in realtà l'unica cosa che è successa è stata una speculazione edilizia fallita, perché quell'edificio che si chiama Vega è già di fatto fallito solo perché i comuni hanno messo i soldi e le hanno impedito di fallire, ma spendendo un mare di soldi, quindi non rende niente, anzi è in fallimento ed è una speculazione ignobile.
L'unica altra cosa che hanno fatto, l'hanno fatta lì di fianco. Lo vedete, è un palazzo enorme, lo si vede passando, vieni a Venezia e ce l'hai lì. E l'hanno fatto per illudersi di speculare sull'Expo di Milano che volevano portare a vedere a Venezia. Per dirti il livello dell'urbanistica, delle amministrazioni, delle decisioni, delle strategie, le due cose fatte della nuova Marghera sono il Vega e quella fantomatica arrivo di migliaia di persone che dovevano, andando all'Expo di Milano, visto che c'erano, venire a vedere. Questo è il livello. Questo per dire che ci sono enormi spazi liberi e liberabili a Marghera, in cui la prima cosa da fare, con obblighi di chi aveva inquinato i terreni, inquinava l'aria, eccetera, gli obblighi a bonificare le proprie aree che hanno inquinato, ci sono anche sui terreni di Brugnaro, ma ha avuto già 3 ingiunzioni dal Ministero 3 volte. I terreni che hanno inquinato hanno il dovere di legge di bonificarli. Nessun terreno di Marghera è stato fino ad oggi bonificato, con tanto di leggi che dicono che se non bonifichi non fai niente. Un piccolo trucco parziale usato fino ad oggi è di mettere in sicurezza le robe particolarmente inquinate, cioè farci un sarcofago sopra, che in sicurezza non sono, perché percorano nelle falde freatiche sotto, arrivano gli inquinanti, e lo si sa benissimo, è stato scritto, studiato. Quindi non hanno bonificato, e comunque anche la messa in sicurezza è stata confinata solo verso l'alto, ma non verso il basso. L'unica vera bonifica l'ha fatta chi? Lo Stato. Lo Stato si è comprato i terreni la Montefibre, è stata comprata, ma chi l'ha venduta non aveva bonificato e non ha bonificato. Chi l'ha comprata Costa per il porto. E con i soldi pubblici avuti da Roma per il porto ha bonificato le aree che la Montefibre non ha mai bonificato. Per cui l'unica grande bonifica, grande perché sono tante aree, sono enormi le aree, che saranno l'espansione futura delle aree retroporto, perché devono avere le banchine ma anche i depositi per merci, stanno finendo adesso, quest'anno, la bonifica, l'unica grande bonifica fatta a Marghera, l'ha fatta lo Stato con i soldi pubblici. Tanto che ci capiamo, le leggi dicono che chi è inquinato deve bonificare. L'unica prescrizione a proposito di bonifiche era di impedire che percolasse ancora in laguna la quantità di fanghi e di liquidi e di roba semiliquida che ha continuato a percolare in laguna per 30-40 anni. E siccome le hanno messe sui terreni, dai terreni continuavano ad andare in mare. Allora a un certo punto è venuta la procura, non la politica, la procura della Repubblica. Ha fatto una delle poche volte che si sono mossi, dietro c'erano gli ambientalisti che hanno fatto le denunce, ma si sono mossi quella volta, roba di denunce di 20 anni fa. E allora la Procura della Repubblica ha fatto una ingiunzione, un obbligo a fare la palancolata, quindi non l'ha fatto la politica,
l'ha fatto la politica col fucile sulla schiena, perché da sempre lo Stato, la regione, la provincia, nessuno aveva mai fatto niente obbligando gli industriali, nessuno aveva mai fatto il proprio dovere. La palancolata è una linea di palancole metalliche che devono impedire che i liquidi percolino verso la laguna. Tutte queste cose sono stati costretti a farle e abbiamo litigato, non vi dico come, litigato per come le hanno fatte, perché hanno fatto dei cassoni enormi per metterci i terreni provvisoriamente, depositarci i terreni percolanti, inquinati, che non sapevano come trattare. Per cui ci sono dei cassoni infiniti, c'erano, non so a che punto siamo, in cui avevano fatto degli enormi contenitori di queste robe qua. Quelle che non hanno messo lì, perché avevano una Procura della Repubblica che faceva sul serio in quel momento la verità è che avevano dietro il Ministero dell'Ambiente che faceva sul serio, che è cambiato anche quello negli ultimi anni, il Ministero dell'Ambiente che ha costruito la condizione, c'era Mascazzini, ero tutte le settimane con lui a fare queste robe qua, e l'hanno fatto ancora una volta con soldi pubblici, col monopolio del consorzio, cioè senza gare, con i soldi pubblici dati, legge speciale o roba così, al consorzio Venezia Nuova, quello di Mazzaculati, che ha messo le palancolate, ma non le hanno messe le palancolate nei pochissimi, ma pericolosissimi, punti più difficili da realizzare per riuscire a isolare il percolamento. Per cui sono venuti da Roma in barca Lorietta Vanin dietro, i 5 Stelle con i parlamentari da Roma con barche a fare i sopralluoghi, hanno documentato, fotografato tutto quanto, e i punti fotografati sono i più pericolosi, ancora oggi sono da fare, hanno fatto denunce in Parlamento, hanno fatto verbali, hanno fatto di tutto, però i più pericolosi che non avevano fatto sono ancora da fare. Robe come queste le ho denunciate 100 volte, perché ogni volta che veniva un progetto sollevavo il problema e dicevo faremo. La risposta era faremo, ma voglio dire che ci sono verbali, denunce, robe infinite su sta roba, per dire che è una fatica maledetta tenere le cose sotto controllo. Adesso è finita, la salvaguardia non esiste più, c'è ma non fa più niente. Avendoglielo denunciato per iscritto prima, li denunci che è illegittimo quello che stanno facendo e lo votano a larga maggioranza. Volevo dire che ci sono tantissime aree libere a Marghera che, se venissero bonificate, potrebbero dare il via libera a un grandissimo, attenti alle parole, grandissimo sviluppo, perché i porti hanno bisogno di aree retrostanti libere e per esempio noi, molto di più di tantissimi altri porti d'Italia, le avremmo, ma bisogna bonificarle. E sono tutti proprietari, che poi sono anche società pubbliche molte volte, perché anche la Montedison era mezza pubblica, e anche sull'alluminio, l'Alumix, eccetera. Quindi c'è dentro la politica, ma sono tutti i responsabili che aspettano che lo Stato gli regali i soldi per fare delle costosissime purtroppo bonifiche, oppure devi caricare tutto in treni e portarli in qualche miniera in centro Europa che accoglie anche robe così. Credo che Marghera abbia appena perso 2 enormi occasioni di una scommessa dall'America di una grandissima società
e la sfida è stata tra Venezia, Marghera e Torino, e alla fine l'ha vinta Torino perché aveva terreni che non erano tutti da bonificare, e quindi Venezia ha perso un'occasione di sviluppo moderno, enorme, appetito, che noi non potremo mai avere se andiamo avanti con questa situazione. Vi ricordo che la Montedison ha offerto a tutti gli enti pubblici 106 ettari e nessuno li ha voluti, perché né la regione, né la provincia, né il comune li ha voluti. Noi, io anche, con Franco Ligosi, ho fatto atti formali per dire che se vogliamo energia di quelle fotovoltaica abbiamo delle aree talmente inquinate che nessuno bonificherà mai, pare, o nessuno, metteteci i pannelli. La proposta della Spitz, commissaria dello Stato sul Mose, ha fatto un piano, dopo l'ha fatto sparire perché abbiamo sparato a zero, aveva previsto un enorme deposito di pannelli fotovoltaici sulla gronda del mare e lungo le spiagge. Ho detto io, insieme a Franco Ligosi, di mettere a Marghera pannellatura fotovoltaica per avere l'energia rinnovabile nelle aree che nessuno vuole. Tanto vale metterci i pannelli fotovoltaici e sui tetti dei capannoni industriali. L'ultima cosa che volevo dire in positivo. Allora, abbiamo provato con alcune lauree, con alcuni sopralluoghi, eccetera. Se proprio si dovesse fare qualcosa, per esempio lo stadio a un certo punto, che nessuno vuole, ma se devi fare qualcosa che non ha spazio negli spazi urbani, per esempio, le aree della Montedison in zona chimica, che noi abbiamo chiamato Marghera Sud, dove finisce il quartiere di Marghera, non è finita Marghera, c'è una Marghera industriale che è dismessa. Allora, per esempio, abbiamo proposto più volte che se proprio c'è da fare uno stadio, invece che urbanizzare le campagne a Tessera, si va a Marghera, a parte i pannelli fotovoltaici, a farci lo stadio, per esempio, e lo si fa nelle aree abbandonate dalla Montedison in un modo semplicissimo, a proposito sempre di uso dei mezzi pubblici. L'attuale tram che arriva alla fine di Marghera, allungato di 200 metri, la linea del tram può arrivare nelle aree della Montedison che sono di là della strada e fai il riuso di aree che noi abbiamo chiamato Marghera Sud. Cosa hanno pensato? Di mettere un altro inceneritore, perché ce n'era uno, adesso ne stanno facendo un mezzo nuovo e un terzo nuovo l'hanno inventato in questi tempi. Allora, addirittura l'hanno inventato per portare a incenerire i liquidi da bruciare di tutto il Veneto, Hanno già il via libera della regione e del comune di Venezia. Non so come andrà a finire, perché il comitato Inquinamento Zero, che sta lavorando bene, poverini, stanno dando l'anima, adesso provano a ricorrere a livello europeo. Però io ho imparato che è stato difficilissimo. L'Europa ha messo in infrazione l'Italia, ma ne sono scappati fuori,
perché poi dopo aver messo in infrazione il consorzio Venezia Nuova, l'Italia, il governo italiano si è messo d'accordo perché non posso concentrare gli inquinamenti dell'aria in una zona che già tutti i giorni, mi pare di aver letto l'ultimo dato della settimana scorsa, erano 500 volte oltre il limite di legge, da 50 erano arrivati a 500. Allora, se una situazione è già ancora oggi, con moltissime fabbriche chiuse, a un livello di inquinamento insopportabile, anche per i livelli passati, perché c'è un problema anche di accumulo dell'inquinamento, allora non è possibile che qualcuno si pensi di raccontarci che faremo un inceneritore che starà nei limiti di legge. Fino adesso tutti loro sono fuori i limiti di legge. Allora non abbiamo nessunissima garanzia. Fino a che la gestione appunto dello Stato e del Comune, il sindaco anche i responsabili di sanità, non ci dimostrano che sono in grado di impedire che la città sia completamente fuori controllo dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico, dovrebbero solo vergognarsi aver dato un'altra autorizzazione, regione e comune, perché fino adesso hanno dimostrato di non essere in nessun caso in grado di garantire il superamento delle leggi vigenti.